A 23 anni. A 23 anni non si può morire. La commozione del presidente dell'Associazione Mutilati Invalidi del Lavoro e il minuto di silenzio in tutti i cantieri edili d'Italia sono il segno della commozione crescente per la morte del 23enne montebellunese Mattia Battistetti. E oggi dei fiori bianchi davanti al cancello del cantiere, in corrispondenza del punto dove il giovane è stato schiacciato da un bancale di 15 quintali di ponteggi, ricordano la tragedia di ieri mattina in via Magellano a Montebelluna. L'intero cantiere è chiuso, fermo e sotto sequestro, in attesa che la Procura istruisca ufficialmente il fascicolo di indagine con l'ipotesi di omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Tante le domande a cui dare una risposta: cedimento strutturale del cavo d'acciaio della gru o errore umano nell'agganciare il bancale? Perché Mattia e il suo collega stavano passando sotto al carico in spostamento quando la prima regola in ogni cantiere è non stare mai vicino al materiale in movimento con la gru? Domande che si stanno facendo in molti, tra i primi il presidente dell'Associazione Invalidi del Lavoro di Treviso. Vorrei capire se quei corsi di sicurezza che gli operai fanno costantemente anno per anno, poi vengono applicati nelle aziende dove lavorano o vengono disattesi. Ma la formazione non basta, conclude De Santi, se non ci sono controlli. Ci dovrebbero essere più dottori dello Spisal, più ispettori, perché questi non devono uscire solo quando succede la disgrazia o il morto. Associazione Invalidi che sarà presente in forma ufficiale ai funerali del 23enne Mattia Battistetti. Abbiamo mandato le condoglianze alla famiglia, mi sto organizzando con i miei consiglieri per il giorno del funerale perché voglio essere presente con i miei gonfaloni.